Un bambino su 3 è obeso o in sovrappeso. Lo dice l'indagine che il Ministero della Salute ha condotto in Italia sui ragazzi di età compresa fra i 6 e gli 11 anni e che mostra quanto sia ancora diffuso uno stile di vita poco sano, soprattutto in termini alimentari. Ok. Oggi Nicole, Amy, voi mi potete dire che cosa mangiano nell'intervallo della scuola? Per esempio, Amy, cosa ti dà la mamma? Yogurt, Di questo. Quindi questo al latte. E tu, Nicole, cosa ti dà la mamma da mangiare per le... un'altra cosa. Che merienda prendi a scuola di queste cose? Ma una cosa che non è qui. Cosa? Sai dirmi? Yogurt, latte... Un yogurt uguale a questo ma un po' più diverso. E Nicole, cosa ti piace mangiare ad esempio? Riso, ti piace il riso, la pasta? E tu Amy invece? Le lasagne. Ti piace la lasagna? Che altre cose ti piace di più? Il riso. Il riso. Ti piacciono i fagioli e le lenticchie? Vi piace a voi? Sì. Le lenticchie a me sì. Adesso facciamo una prova. Voi mi sapete dire che cosa vi piace di questo tavolo? La fragola. Fragola, Il yogurt. 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 Yummy. Latte. Vi piace a voi mangiare l'hamburger ad esempio? Vi piace? A me sì, a me no. No? Perché, perché a te ti piace mangiare l'hamburger? Perché mai l'ho mangiato e mai l'ho assaggiato. Davvero? Alcune volte mia mamma mi costringe a mangiarlo. Dobbiamo dire la verità. Certo, Anaimi. Voi pensate che queste cose qua che ho qua in frente da voi sono buone per mangiare? Sì. Potete salutare all'università e dare un cari saluti. Ciao. Ciao.